Le ragazze dell'Aurora Volley e i ragazzi del VTC Dessart Sandonà sono rispettivamente i nuovi campioni provinciali e interprovinciali Under 14 femminili e maschili. Nelle finali per il titolo, giocatesi domenica 12 aprile nella palestra di Resana, le ragazze dell'Aurora Volley hanno sconfitto con il punteggio di 3-1 le castellane del Don Bosco. Un match entusiasmante, specie nel terzo set, finito 28-26 per il Don Bosco, che aveva riaperto i giochi prima della cavalcata finale nel quarto set delle ragazze dell'Aurora Volley, che così alzano al cielo il titolo provinciale. Abbiamo giocato come volevamo giocare e abbiamo cercato di dare il massimo, anche se abbiamo giocato con alti e bassi, abbiamo sempre trovato la soluzione. Abbiamo concluso in bellezza perché questo era quello che volevamo. Con la mia squadra mi trovo benissimo e da 4 anni che sono con loro e siamo come una famiglia e ci vogliamo tanto bene. La partita è stata molto combattuta, la tensione si sentiva, era palpabile, le ragazze sia noi che loro eravamo molto tese, per cui è stato un po' anche un gioco di nervi. Noi siamo state molto brave perché nei momenti topici abbiamo mantenuto, anche se abbiamo fatto qualche errorino che non si doveva fare, però fa parte del gioco. Io sono molto contenta di questo risultato e credo che sia il frutto di un lavoro, perché anche sicuramente chi ha giocato, chi non ha giocato ha dato un contributo notevole, per cui sono proprio contenta che questa partita sia andata a buon fine per noi. Ecco. Anche se non era facile, devo fare anche i complimenti al Don Bosco perché ci ha messo veramente in difficoltà. Sicuramente potevamo fare un po' meglio, però alla fine conta il gioco di squadra, non importa, insomma, è già un grande traguardo essere arrivate fin qui e anche avere accesso alle regionali, quindi seriamente è stata proprio una bella vittoria, anche se non abbiamo proprio vinto, ma l'amicizia è quella che conta veramente. La partita è andata molto bene secondo me perché siamo reduci da infortuni, abbiamo giocato con una caviglia fuori posto, però ha meritato l'Aurora di vincere, appunto. Noi siamo stati ingenui in secondo set e vediamo adesso le regionali, se qualcosa ci sarà da fare, bene, se no andremo fuori, punto. Terza piazza in campo femminile invece per il volley Codogné, vincitore 3-0 qualche giorno prima a Giavera del Montello sul San Vendemiano. Il titolo interprovinciale Under 14 maschile è andato invece ai ragazzi del Sandonà VTC Dessart, che nella finalissima hanno sconfitto nettamente i trevigiani della Piave con il punteggio di 3-0, dove solo il primo set è stato tirato e terminato 26-24. Abbiamo appena giocato la finale Under 14 maschile, è andata bene sotto tutti gli aspetti tecnici, forse è saltata un po' la difesa, però siamo riusciti comunque a portarci a casa tutti e 3 i set. Adesso passeremo alle regionali e ci scontreremo contro squadre ancora più forti, sarà sempre più dura, però ce la dobbiamo fare. Una finale un po' particolare, era molto sentita, quest'anno non avevamo ancora perso neanche una partita nel campionato di Under 14 interprovinciale
e quindi non è facile arrivare a una finale da favoriti. I ragazzi sono stati molto bravi, si sono preparati bene in quest'ultimo periodo, siamo riusciti a arginare bene quelli che sono i loro punti di forza, gli attaccanti più forti che ci sono e anche in allenamento li abbiamo visti. Abbiamo lavorato molto bene in battuta. Mi è piaciuto l'atteggiamento da parte di tutti, come tutti sanno, finale giovanile è sempre un terno all'otto, il carattere, le gambe, la paura di vincere spesso fa brutti scherzi. I miei complimenti a tutti i ragazzi che da inizio anno non mancano quasi mai, nonostante qualche sfortuna nelle ultime settimane, con un ragazzo che si è rotto il polso, un altro ragazzo, 2 ragazzi fermi per febbre, quindi comunque siamo stati bravi a cavarcela. Allora, abbiamo vinto la partita, però ci siamo divertiti e abbiamo lottato comunque. Sapevamo che il risultato sarebbe stato difficile da ottenere, però è andata bene, dai, su tutti gli aspetti. Forse un po' in ricezione / difesa, che è andata un pochino male, ma ce l'aspettavamo, dai. La mia squadra è praticamente perfetta, ci sono certe volte in cui andiamo fuori di testa tutti, però siamo sempre uniti alla fine. Noi siamo molto contenti di essere arrivati in finale perché comunque è già un bel risultato per noi. Sapevamo che Sandonà era un po' superiore alle nostre capacità, alle nostre risorse, comunque ce la siamo giocata, almeno in un paio di set abbiamo lottato giocando quasi alla pari, rischiando anche di vincere, soprattutto il primo set. Nonostante che fossimo partiti un po' contratti, siamo partiti sotto addirittura di 7 punti e poi abbiamo rimontato, però abbiamo subito gli ultimi 2 punti e perso 27-25. Abbiamo subito molto il secondo set, un tracollo, perdendolo molto male e riprendendoci poi nel terzo e provando a rigiocarcela, però effettivamente sono ancora un pochino superiori a noi. Terzo posto per i ragazzi del Volley Treviso, vincitori 3-1 su Baricentro Sant'Alberto. Le prime 3 squadre dei rispettivi campionati si sono poi qualificati per la fase regionale.